franchi che non dice niente, come mi picco in te compra, che con 1000 franchi in tasca. Liguritudine è uno spettacolo, un reading multimediale in lingua genovese, in dialetto genovese, che prevede la presenza sul palco, durante la sua realizzazione, di diverse forme d'arte che coabitano e che interagiscono fra di esse. In particolare le canzoni, testi recitati, video sullo sfondo che fanno da scenografia, opere d'arte originali e appunto la recitazione teatrale dei testi che non vengono cantati. Le rose per galanti e per scignue e per i figli fugasse in sole, il ancato di scempi per massassa in guerra di picchie scurias. Si tratta di un progetto che deve la sua realizzazione alla piacevole collaborazione che ho potuto mettere in atto con alcuni amici artisti che si sono resi disponibili appunto a collaborare. Quello che ci ha convinto a prendere parte al progetto è stato che la liguritudine, cioè l'identità ligure non era posta come una certezza, un qualcosa di granitico, ma come una domanda. Cioè, domandiamoci tutti insieme che cos'è la liguritudine, cosa vuol dire appartenere a un luogo, come i luoghi in cui siamo cresciuti e vissuti definiscono ciò che siamo. Però ci interessava che fosse una domanda aperta, un qualcosa su cui tutti quanti potevamo interrogarci e per la quale forse non esiste una risposta sola o definitiva. Esistono tante risposte individuali per ciascuna persona, per ciascun vissuto e che cambiano nel tempo. Come queste 1000 lire, ma ognuna ha la sua storia per far naufragare il mare. Nella fiera dove è tutto a prezzo e niente vale, io mi regalo a te. Io mi regalo a te. Liguritudine è un neologismo, una parola sostanzialmente inventata e mi ha colpito tantissimo perché in essa ho ravvisato, ho ritrovato una sorta di dimensione. Liguritudine mi ricorda la parola attitudine, ma anche abitudine. A che cosa? Alla Liguria, al vivere in Liguria. Questo diventa il tema cardine di tutta l'opera, non visto tanto come un'appartenenza da sbandierare, una sorta di esclusività da esercitare al di sopra o al di fuori di altri che liguri non sono, ma viceversa mi è piaciuto esplorarla, cosa che ho sempre fatto con le canzoni che sono all'interno di quest'opera eseguite, ma una dimensione da esplorare per quanto riguarda invece questo aspetto. Questo per me significa liguritudine, quanto il territorio, l'ambiente, la geografia, i suoni, i luoghi, ma anche gli odori e gli aromi del posto dove viviamo, che per me è la Liguria, va a condizionare il nostro modo di essere, lo va in qualche modo tante volte a determinare. In pratica liguritudine significa più che altro cosa significa vivere qui. E mentre palanche stragio per carcosa, come puoi essere noi? E mentre palanche stragio per carcosa, come puoi essere noi? È stata un'esperienza positiva, molto interessante, soprattutto perché ha coinvolto dei giovani, stranamente, e
dialettale è una cosa che purtroppo si sta perdendo, e vedere questi giovani così entusiasti di collaborare, di fare qualcosa di nuovo, è stato veramente, ha dato molta soddisfazione. Prediligo il dialetto come scrittura perché riesco a dire delle cose, trovare delle parole per esprimere che di solito in italiano non è possibile trovare. Un elemento stimolante proprio nella pratica realizzazione del progetto per noi è stato dover gestire più linguaggi contemporaneamente. Cioè il linguaggio musicale, quindi le canzoni, che già avevano un'autonomia lì per loro, erano già autonome e autosufficienti, le poesie, anche loro già autonome, con una loro autonomia artistica, e la performance, gli attori. Quindi trovare un modo perché tutte queste tre cose stessero insieme senza darsi fastidio l'una con l'altra, ma valorizzandosi l'una con l'altra. E in particolare con gli attori capire cosa gli attori potessero portare di valore aggiunto, cioè che il loro essere in scena non fosse una ripetizione delle canzoni o della poesia, ma fosse un qualcosa di ancora diverso, un qualcosa che ancora poteva arricchire. Che passa un mondo e lui, e la resto lì a contare macchine o punte. Il mio sentito grazie va quindi a tutti gli amici, ai collaboratori e ai professionisti che si sono coinvolti nella realizzazione di questo spettacolo. Quindi Andreina Solari, i registi della compagnia Scena Madre, i giovani attori, i videomaker, i musicisti della mia band, ma anche la cordata di enti e associazioni che hanno permesso la realizzazione del progetto, ovvero l'Associazione Culturale La Contrada, l'Associazione Un Castello, il Villaggio del Ragazzo, il Comune di Chiavari e Regione Liguria, senza dei quali questo progetto non avrebbe potuto vedere la luce. Quindi grazie a tutti.